L'Associazione Nazione Roma ha denunciato il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, parole razziste e discriminatorie. L'accusa, intanto si prepara il ricorso contro il DASPO per gli aggressori del sindaco di Cairano. Pestaggio del sindaco di Cairano, primo cittadino di Treviso Conte, serve riflessione sulle condizioni in cui sono costretti ad operare gli amministratori locali a causa delle carenze d'organico. Utilizzo dei simboli religiosi in politica e l'omelia del vescovo di Ferragosto che ha bacchettato Salvini, trevigiani divisi sul rapporto tra politica e religione. Intervista all'uomo che ha rischiato la vita per salvare due sorelline che stavano annegando sul Piave, un vigile urbano in servizio a Venezia, l'eroe del giorno di Ferragosto. Primo controesodo d'agosto tra rientri e partenze, il traffico è molto sostenuto su tutta la rete stradale del Veneto, code in A4 con 2 tamponamenti e in A27. Lacrime sulla statua della Madonna, miracolo, umidità della cripta, molti fedeli arrivati a Ponte di Piave. Il parroco mette sotto chiave la statua e decide di aprire la chiesa solo per la messa. Torna a Treviso la rassegna internazionale del folklore in Piazza dei Signori, esibizione dei gruppi da tutto il mondo, il presidente del gruppo folkloristico trevigiano, tradizioni da insegnare ai ragazzi nelle scuole. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Sindaco di Cairano picchiato e fondi per l'inclusione dei nomadi. L'Associazione Nazionale Rom ha denunciato il presidente del Consiglio regionale Ciambetti per le sue dichiarazioni alla nostra emittente. Parole razziste e discriminatorie è l'accusa. Intanto si sta preparando il ricorso contro i DASPO che hanno colpito i 3 aggressori. Caso Cairano, l'Associazione Nazionale Rom ha formalmente denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso il presidente del Consiglio regionale del Veneto e commissario della Lega Trevigiana Roberto Ciambetti per le sue dichiarazioni alla nostra emittente. Chi vuole rimanere da noi deve rispettare le regole che ci sono, aveva detto. Chi cerca di eluderle o di infrangerle con il furto e l'accattonaggio non è ben accetto. Rilascia dichiarazioni che sono di chiaro discriminazione contro rom, sinti e camminanti, perché lui parla che dobbiamo rispettare le regole, che i rom e sinti non rispettano le regole, la civile convivenza, dice che i rom e sinti e camminanti infrangono queste regole perché rubano o fanno accattonati. Toni identici, dice, a quelli per i quali l'associazione a marzo aveva denunciato anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Zuinisi annuncia anche azioni contro il provvedimento di allontanamento da Cairano per 3 anni che ha colpito i 3 aggressori del sindaco, padre e 2 figli. Noi ora supporteremo questa famiglia per fare un ricorso al prefetto e annullare questo dato, perché questo signore che ha sbagliato pagherà davanti al giudice. Prese di posizione che non fanno retrocedere di un passo Ciambetti, che anzi ribadisce quanto affermato ai nostri microfoni. Non mi sembra di aver detto nulla di razzista né di discriminatorio. Io ho solo richiamato il fatto che chi vive nella nostra società, vive nei nostri territori, deve rispettare le leggi e le regole, come fanno la maggior parte dei cittadini. Se qualcuno non intende appunto stare a rispettare quello che è previsto dalle leggi vigenti, può andarsene, non ho detto nulla di particolare, però appunto se questo serve a far lavorare i loro avvocati ci mancherebbe nessun problema, ma però appunto mi sembra che siano cose di buon senso e che soprattutto la maggioranza dei cittadini fanno normalmente. E sul pestaggio di una settimana fa subito dal sindaco di Cairano interviene il collega di Treviso Mario Conte, che lancia una riflessione sulle condizioni in cui sono costretti ad operare gli amministratori locali a causa delle carenze d'organico del personale. Da referente per gli enti locali della Lega, il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, guarda dall'ottica dell'amministratore quanto successo una settimana fa a Cairano San Marco, dove il sindaco Gianni Precoma è stato picchiato da 3 rom, padre e 2 figli. Al di là dell'inchiesta e del dibattito che ne sono scaturiti, Conte pone l'accento sul fatto che il sindaco sia dovuto andare da solo a intimare ai nomadi che poi l'hanno aggredito di lasciare l'area che avevano occupato. La cosa grave è che un sindaco debba intervenire da solo, perché in un comune come
stazione Cairano San Marco ci sono soltanto 2 agenti di polizia locale che in quel momento non erano nemmeno in servizio. Credo che sia necessaria una riflessione proprio sul ruolo del sindaco e sugli strumenti che un sindaco ha per poter amministrare al meglio il proprio territorio. Non è possibile che succedano episodi come questi. Fondamentale è che un sindaco possa agire in massima sicurezza per il bene dei suoi cittadini e anche di se stesso. Necessario quindi avviare un ragionamento, dice, avendo già chiari i meccanismi che andrebbero aggiustati. Bisogna intervenire sugli organici dei comuni, qui la gente continua ad andare in pensione e non vengono riassunte nuove forze e quindi è inimmaginabile pensare che un comune come Cairano San Marco abbia soltanto 2 agenti di polizia locale. Già il numero di per sé fa ridere se non fosse una notizia veramente tragica, quindi è fondamentale andare a rivedere gli organici e soprattutto andare a riequilibrare quella discrepanza che c'è tra il sud dell'Italia e il nord, dove invece al sud hanno il problema opposto, eccesso di dipendenti, mentre al nord, dove siamo sempre stati virtuosi, ci troviamo con comuni sotto organico, compreso quello di Treviso, che però ha dei numeri più importanti rispetto a Cairano. Utilizzo dei simboli religiosi e politica e omelia del vescovo di Treviso di Ferragosto. Dopo le reazioni da parte della Lega, oggi siamo andati a sentire i trevigiani cosa ne pensano appunto del rapporto politica-religione. Politica e religione, esibizione di simboli cristiani nei comizi o riscoperta delle proprie radici in un tempo dove è forte la crisi dei valori? Sembra questo lo spartiacque tra i richiami al rosario, alla Madonna da parte del capo della Lega Matteo Salvini e le bacchettate di Ferragosto del vescovo di Treviso Monsignor Agostino Gardin sulla strumentalizzazione della fede a fini elettorali. 2 posizioni che dividono la comunità trevigiana tra indignati, critici verso la Chiesa e gli inevitabili indifferenti del Mino Vao Combatta. Il vescovo bacchetta Salvini per l'uso della Madonna, giusto o sbagliato? Ma secondo me certi simboli religiosi non far politica, insomma, quelle cose secondo la mia opinione, quindi poi ognuno è il padrone di fare ciò che vuole. Quindi ha ragione il vescovo, insomma? Penso di sì. Il vescovo dovrebbe pensare alla Chiesa, non pensare a Salvini. Salvini se mangia per conto suo. Né uno né l'altro. I simboli religiosi secondo lei in politica vanno usati o no? Sono religiosa, non bigotta. Io non sono ateo, non sono credente. Probabilmente prende una posizione perché Papa Francesco è un cristiano. I leghisti sono cattolici. Il vescovo ha detto Salvini non deve usare la Madonna in politica. Il vescovo non ha da entrare su robe politiche, il vescovo ha da entrare su robe religiose e basta, secondo me. Dopo, secondo lei? Anche a me sono come io, per carità, però diciamo che qua come siamo spesi un poco massa. Però sti preti, sti vescovi, sto Papa, come sia anche questo, soprattutto sui emigrati, tronco là. Secondo lei giusto o sbagliato usare la Madonna per la politica? Se dico sì o no, vuol dire che do un giudizio. Io, adesso parlo anche in italiano, ancora da vivere. Non giudico nessuno, per principio. Perciò non posso darti risposta. Non ti rispondo. Non saprei, non è una domanda che mi sono mai posto, a dire il vero. Ma usare la Madonna o il rosario in politica, giusto o sbagliato? Se uno è credente non è sbagliato, se uno è credente dovrebbe essere una cosa giusta. La CDC faceva così proprio. Ed è proprio rimangando il passato democristiano che alcuni si schierano con Salvini. Secondo me sì, perché è una dimostrazione anche di credo, di affetto verso... Dopo l'anima, lo sappiamo benissimo, ci sono delle persone che sono delegate a esprimere qualcosa che non rappresentano quello che esprimono. Senta però, lei da diciamo ex democristiano, in fondo la DC un tempo usava i simboli religiosi. Ma è una cosa comune, noi ci credevamo e per noi la Chiesa è sempre stato un riferimento. Ultimamente qualche dubbio però c'è. E sulla crisi di governo e le mosse del leader leghista Salvini interviene uno degli storici dirigenti del Carroccio Veneto, Giampaolo Gobbo, che approva la sfiducia al premier Conte ma raccomanda prudenza.
L'atto di forza da una parte, la necessaria cautela dall'altra. Giampaolo Gobbo, già segretario nazionale del Carroccio, per citare uno dei tanti ruoli ricoperti negli anni dell'ascesa della Lega, conosce bene Matteo Salvini e dà una lettura duplice della crisi di governo in atto. Giusto tenere una linea dura, commenta, su alcuni capisaldi. In questo momento intanto alza il gioco, giustamente, anche perché vediamo che su certe cose non si è riusciti a fare grandi cose, perché ricordo ad esempio il grande punto sulla TAF, ad esempio, sulle grandi opere pubbliche, sull'autonomia soprattutto, che per noi, per la Lombardia, per l'Emilia, ma per tutto, diciamo, il nord di determinate regioni è fondamentale per un buon governo. Quindi io credo che su certe cose si possa anche dire stacchiamo la spina. Ma i numeri in Parlamento, aggiunge Gobbo, impongono prudenza. Ricordiamoci comunque che 32 oggi sono i 5 Stelle e 17 siamo noi, quindi su questo effettivamente bisogna stare molto attenti a cosa può succedere, perché ci sono ancora 3 anni di mandato. In Italia, continua, siamo abituati a vedere di tutto. Attenzione, ammonisce, all'ipotesi di un governo di coalizione con la scusa di salvare la Repubblica. Questo sarebbe per noi una situazione non certo normale, ma soprattutto per il popolo italiano una situazione che non è certo di democrazia. Io non dico che debba ritirare la sfiducia, e io dico che c'è da pensare effettivamente a quello che può succedere nel momento in cui non ci sia più questa coalizione. Tragedia del Piper, costata nel 2016 la vita a 6 persone, 4 delle quali trevigiane. A causare l'incidente aereo pare sia stato un cedimento strutturale del velivolo. Cedimento strutturale, sembra essere questa la spiegazione emersa dal supplemento di indagine delle autorità macedoni sulla tragedia del Piper dell'Aeroclub di Treviso, precipitato il 6 settembre del 2016 vicino a Skopje. Morirono in 6 l'allora presidente dell'Aeroclub Francesco Montagnier, il suo vice Dario Bastasin e poi Luca Dalle Mule, Angelo Callegari, la veneziana Ilaria Berti e Visar De Gai, kosovaro con cittadinanza italiana. Erano diretti a Pristina per festeggiare la fondazione dell'Air Kosovo, un club di volo fondato anche grazie all'aiuto dei trevigiani, ma a destinazione il velivolo non è mai arrivato. Si era parlato di condizioni meteo avverse, ma la spiegazione non convinceva appieno. In mancanza della scatola nera della quale il Piper non era dotato, è impossibile determinare con certezza assoluta cosa sia accaduto, ma dagli ultimi rilevamenti ed accertamenti condotti dalle autorità macedoni sull'incidente aereo pare che l'unica spiegazione plausibile sia proprio quella del cedimento strutturale che in pochi secondi ha trasformato il volo in tragedia. È già tornato al lavoro a Mestre l'agente della Polizia Locale di Venezia che a Ferragosto si è tuffato nel Piave per salvare le 2 sorelline che stavano annegando, un gesto per il quale ha rischiato la vita. La più piccolina, vedendo così al volo, mi sembrava che qualcosina di nuoto facesse, però, oppure stava leggermente a galla. Quello un po' più grande stava andando sotto subito. Non è che in quei momenti hai molto tempo da pensare, o lo fai subito o non lo fai più. Io ero fatalità, ero là, ero vicino, sono sul lato destro del Piave e ho detto vado. E come aveva già fatto 7 anni fa, salvando un altro ragazzino che rischiava di morire, Danilo si è tuffato nel Piave. Lui, 60 anni, agente della Polizia Locale di Venezia da quasi 40, mestrino doc, sposato con un figlio, era lì per caso, ma non ci ha pensato 2 volte quando ha visto quelle 2 bambine di 10 e 12 anni che stavano per annegare. Un'altra persona ha raggiunto la più piccola, Danilo è andato sulla più grande che era in maggiore difficoltà. Galleggiava con fatica, gli occhi erano un po' aperti, un po' chiusi subito, e quindi a fatica riusciva a stare a galla. Un colpo andava a galla, un colpo cercava una galla, arriva su con le braccia e un altro attimo andava sotto. Non è che poi uno che si sta annegando ti dà una mano, devi girarlo e prenderlo da dietro e sul collo e tirarla su. Poi quando andava sotto io mi portavo sotto anch'io per riportarla su. Una battaglia durata 3 o 4 interminabili minuti, mentre tutti i presenti si organizzavano in una catena umana per prendere in consegna la ragazzina. Una catena umana con la prima persona in acqua fino al busto, che è servita poi a soccorrere anche Danilo. La fatica di salvare la ragazzina lo aveva lasciato senza forze in balia della corrente. Io cercavo di nuotare,
ma le braccia non le muovevo e sì che di colpo tra me e me ho anche pensato, ma come non so più buono, guarda, che impossibile, eppure le gambe non le muovevo più e neanche le braccia. Nel momento in cui stavo andando sotto mi sono visto davanti il film Il Gladiatore, col viale e i cipressi, io accarezzavo il grano e da distante vedevo mia moglie e mio figlio. Un attimo l'ho avuto. Ha pensato di morire? Pensavo di non farcela. Danilo Trevisanato ce l'ha fatta grazie ad un materassino lanciato dalla catena umana formata dai presenti. Per lui solo un piccolo mancamento. Poteva stare a casa qualche giorno, invece è tornato subito al lavoro e rifarebbe tutto. Sicuramente sono stato imprudente, uno deve avere un po' il carattere così, io sono così, non è che ci penso, io decido di fare una cosa, la faccio, appunto, frazione di secondo, non c'è tempo, in quel momento non ci sono i tempi da pensare, la ragazza va sotto e non la prendi più. Primi rientri dalle vacanze, un altro weekend da bollino rosso sulle strade del Veneto. Primo weekend di controesodo d'agosto e le previsioni della vigilia sono state confermate. Traffico intenso e code su tutte le principali arterie della regione da e per le località di vacanza. Litorale, laghi e montagna veneta presi d'assalto per il ponte di Ferragosto cominciano a registrare i primi rientri ma anche gli arrivi di chi ha scelto la seconda parte d'agosto per le ferie. Rallentamenti e incolonnamenti hanno caratterizzato tutta la giornata anche per alcuni incidenti che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Code fino a 7 km stamani in A4 tra Spinea e Padova Est per un tamponamento tra auto. Traffico molto sostenuto anche nelle due carreggiate della A4 in prossimità delle località del litorale, in particolare nell'area di San Donà di Piave e La Tisana. Un lungo serpentone di auto anche verso la montagna stamane, coda in A27 direzione nord dalla Marca fino a Pian di Vedoia e all'innesto con la 51 di Alemagna. E bollino rosso è previsto anche per la giornata di domani. Bollino rosso, ricordiamo a tutti che significa che il traffico è assolutamente intenso su tutta la rete viaria principale e suscettibile di imprevisti che lo possono congestionare e bloccare in qualunque momento, trasformandolo in cosiddetto codice nero, cioè traffico bloccato e quindi code, lunghe code e disagi per la circolazione. La raccomandazione per chi deve mettersi in viaggio è sempre quella della prudenza, informandosi sulle condizioni del traffico. Si ricorda che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che oggi si è concluso alle 16, riprenderà domani, domenica, dalle 7 alle 22. Nel cantiere della superstrada pedemontana veneta in comune di Trevignano, a seguito di un forte temporale, si è verificato uno smottamento in corrispondenza della spalla di sostegno di un ponte canale che attraversa la nuova strada. L'episodio è stato reso noto dal Covepa e subito spiegato dalla struttura di progetto della pedemontana. L'evento è accaduto perché le lavorazioni di completamento dell'opera d'arte al momento del maltempo non erano ancora terminate. Eventi del genere, viene sottolineato, sono ordinari nei cantieri simili a quello della pedemontana non ancora completati. Ha ceduto il manufatto in calcestruzzo che dovrà essere rifatto a completa spesa del concessionario. Dalla settimana prossima riprenderanno gradualmente le lavorazioni dopo il periodo di ferie, mentre in galleria a Malo non ci sono state sospensioni. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo. Un 32enne ungherese è stato rintracciato a Mogliano e condotto in carcere. Era ricercato in tutta Europa per traffico di stupefacenti. Ieri mattina i carabinieri lo hanno alla fine arrestato in un albergo di Mogliano Veneto. I militari dell'Arma hanno così messo fine alla lattanza di un 32enne ungherese colpito da un mandato di arresto europeo ai fini dell'estradizione emesso dall'autorità giudiziaria del suo paese d'origine a seguito di una condanna a 20 mesi. Le accuse che lo hanno portato alla pena sono procurato allarme e traffico di sostanze stupefacenti commessi sempre in Ungheria. L'uomo, insieme alla moglie, è stato rintracciato nell'hotel di Mogliano a seguito di un controllo eseguito dal personale della stazione delle schede delle persone alloggiate. È stato condotto in carcere a Treviso in attesa dell'udienza con la quale la Corte d'Appello di Venezia dovrà decidere sulla sua estradizione.
E i carabinieri di Zero Branco ieri sera hanno arrestato un giovane di 22 anni del posto per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto intorno alle 19:30 all'interno di un locale pubblico di Zero Branco. A chiamare i carabinieri è stato il titolare dell'esercizio che lamentava la presenza di un giovane alterato verosimilmente dall'abuso di alcol. Una volta invitato a declinare le generalità e uscire dal locale, il giovane si è rifiutato spintonando e scalciando i militari che l'hanno quindi bloccato e posto agli arresti domiciliari. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. A Ponte di Piave, rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, fanno discutere le gocce simili a lacrime apparse sulla statuetta della Madonna all'interno della chiesa parrocchiale. C'è chi lo ritiene già un miracolo, chi invece lo associa all'umidità presente nella cripta. Intanto il fenomeno ha già attirato una forte presenza di curiosi, al punto che il parroco ha deciso di aprire la chiesa solo per le messe. Chiesa chiusa a Ponte di Piave, e non per lavori, ma per la statuetta della Madonna che da 2 venerdì avrebbe iniziato a piangere. O almeno sarebbe questa l'impressione di chi ha visto il fenomeno delle gocce sul volto e sul mento della sacra immagine. Voci perché di testimonianze dirette non ce ne sono, almeno nessuno al momento ha deciso di uscire allo scoperto. Pare che il primo a scorgerle sia stato un chirichetto seguito da un'anziana devota, e da lì e poi è stato un fiume in piena di credenti ma anche di semplici curiosi. Una vera e propria folla costante, come raccontano gli avventori del bar di fronte alla chiesa. Però viene tanta gente, mi pare. Sì, bravo, vero. Vero. Era parecchi che mi ha su Sì? Sì. Ieri c'era la processione. E proprio per evitare che da un evento tutto da verificare partisse un fenomeno devozionale più estetico che religioso, il parroco Don Giampaolo Bano oggi al suo rientro da Lourdes ha deciso subito di riportare la statuetta in cripta e di aprire la chiesa solo per le funzioni e alla presenza sua o dei suoi collaboratori. Perché se da una parte la forte presenza di credenti è segno di un bisogno crescente di religiosità, dall'altra non si deve travisare la fede con fenomeni che possono avere una semplice spiegazione scientifica, ma che alimentano fanatismo e superstizione. Sentivo qua prima, non so niente. Ma secondo lei si mette a piangere perché dovrebbe mettersi a piangere la Madonna? Si vede che roba va abbastanza bene. Secondo lei perché la Madonna dovrebbe piangere? Fa caldo, troppo caldo che lei piange, suda. In effetti è questa la spiegazione fornita dagli scettici, considerando che la cripta è molto umida e che con questi giorni l'effetto condensa è tutt'altro che improbabile. Ma anche tra i laici c'è chi comunque un dubbio ce l'ha. È un segno o nota? Secondo lei? Di che tipo? Ma per tanti tipi. Il mondo deve cambiare. Quindi secondo lei insomma c'è da pensare? Sì. Torna a Treviso la rassegna internazionale del folklore, questa sera in Piazza dei Signori l'esibizione dei gruppi da tutto il mondo, e questa mattina sotto la loggia dei Cavalieri un primo assaggio dello spettacolo. Suoni che sembrano uscire da un sintetizzatore per un brano psichedelico stile anni 70. Invece arrivano dalla Siberia e sono parte di una danza di corteggiamento contornata dalle 1000 vibrazioni tra vento e ghiaccio. Emozioni sonore e visive che appartengono alla 30ª edizione della rassegna internazionale di folklore aperta questa mattina alla Loggia dei Cavalieri di Treviso. 30 anni di gruppi da tutto il mondo, esibiti nei costumi tipici e nelle danze rituali, simboli di 1000 culture diverse, accanto ai componenti del gruppo folcloristico trevigiano e al suo continuo impegno nel conservare e tramandare i 1000 gesti della nostra storia. Perché è importante questa manifestazione? È importante perché se te scavi un poco dentro, che c'è altre robe che ne riguardano gli altri, che c'è le nostre tradizioni, che c'è il nostro dialetto. Bisogna che lo portiamo avanti, chi tosati di adesso capisca e che ne venga incontro perché è il nostro fondamento, è il nostro fondamento. Fondamenta che qui vengono tramandate tra generazioni col volontariato, mentre all'estero sono per lo più parte del percorso scolastico. Sono sincero, siamo appena tornati da Romania, ciappa in carta e porta via, a vedere tosatei con strumenti musicali e che baia, insomma,
è un spettacolo e ha i più avanti di noi altri. Questa sera la consueta esibizione in Piazza dei Signori per una serie di spettacoli che si terranno in diversi comuni della Marca, per concludersi giovedì sera a Tarzo. L'auspicio è che nella Marca la storia e la cultura rurale trevigiana un giorno venga insegnata a scuola, come avviene da sempre in altri paesi, come ad esempio in Romania. Già da piccoli, alle scuole elementari, gli insegna un strumento e dopo qui c'è passione, avanti, e drio quello che si in calbaio, il canto e tutto il resto. I sei bravi, gli insegnano gli altri. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Blackout telefonico da 8 giorni in valle di San Lucano, nella Gordino, dopo l'incendio del 24 ottobre e la furia della tempesta Vaia. Chi vive in questa zona chiede interventi urgenti, in particolare fa paura la condizione dell'alveo del Tegnas. È tutto a terra, tutta la valle del lungo e del largo è tutta a terra. Adesso si vede meno che lì, ma ce ne sono tante piante in mezzo a quelle che si vede in piedi. Non è più come prima, non è neanche più bello, non si va da nessuna parte, né su per di là, da nessuna parte. Vivere lì che manca le strade, manca i sentieri dove si va in montagna, adesso siamo dietro che si fa tutto quanto, però un po' alla volta, un po' il comune, un po' i volontari, si fa un po' tutto, insomma, ma la via è lunga. Ovunque ci si giri in Valle di San Lucano il paesaggio è desolante, l'incendio delle pendici della prima pala di San Lucano il 24 ottobre e la tempesta Vaia pochi giorni dopo hanno stravolto questa parte del territorio di Taibona Gordino. Sono passati oramai moltissimi mesi e chi vive in questa, che è una delle fra le valli più belle della Gordino, sta patendo non pochi disagi, non pochi disservizi. Uno di questi è legato alla mancanza del telefono, manca tutto, ci dicono anche le linee telefoniche. Esattamente, da 8 giorni siamo anche senza linea telefonica. Avete protestato? A chi vi siete rivolti? Beh, alla Telecom naturalmente, però non è che ci dà retta più di tanto. Non nasconde la sua preoccupazione la sindaca di Taibon, Silvia Tormen. Al telefono ci dice: gli interventi programmati dal Servizio Forestale Regionale non partiranno prima del prossimo anno. Entro il 30 settembre saranno definiti i lavori delegati al Comune. L'urgenza è l'alveo alluvionato del torrente Tegnas, che in caso di piena potrebbe esondare, causando l'interruzione della viabilità e l'isolamento della frazione di Col dei Pra. Un colpo al cuore, pure per i turisti abituati a frequentare la valle. Spero vivamente che prima arrivi di nuovo l'inverno venga ripulito tutto, perché secondo me è già predisposto, come posso dire, un altro disastro, perché con le prossime piogge e quant'altro ormai è tutto, non c'è un canale libero. Ed ancora sassi che si staccano dalle montagne, ha riportato escoriazione e contusioni un escursionista 50enne di Vittorio Veneto, travolta da una scarica di sassi mentre percorreva la forcella di Cima Erberg a Domegge di Cadore. A dare l'allarme al 118 gli amici che si trovavano con lei. L'elicottero ha raggiunto la comitiva oggi attorno alle 13, la donna è stata imbarcata con un verricello e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno per le cure. Anche oggi traffico intenso nel bellunese e code chilometriche per raggiungere le località di vacanza, ne abbiamo parlato prima. Disagi in particolare sulla 51 di Alemagna in entrambe le direzioni di marcia e circolazione praticamente bloccata sulla 203 a Gordina fra Agordo e Cencenighe. È sempre così. Dalla galleria sono arrivato adesso, un'ora ci ho messo. Dalla rotonda ad Agordo arrivare qua un'ora. Quanti chilometri sono? Sono 2,5 chilometri. Una processione interminabile, un'immagine divenuta ormai familiare che ha il sapore di una beffa.
perché per evitare il passaggio delle auto nel centro di Agordo è stata realizzata una tangenziale che nei piani avrebbe dovuto risolvere il congestionamento del traffico sulla Gordina. E invece a Bretella Aperta non è rimasto che appurare che i problemi si sono spostati poco più in là. Anche oggi il lungo serpentone d'auto ha superato i 12 km, il tappo è a Cencenighe e da lì si transita scaglionati per Falcade da una parte e per Arabba dall'altro. Buongiorno, dove siete diretti? A Rocca Pietore. Immaginavate di trovare una coda così? No, sinceramente no. Tutti in fila ogni weekend con la giornata cruciale del sabato coincidente col mercato settimanale a Cencenighe a complicare ancora di più la situazione. Fare un passante da Cencenighe e dopo mettere i carabinieri che ho la polizia più i carabinieri a farli andare. Più servizio. Io spero che facciano qualcosa, se no non va bene così. Hanno chiuso anche la bretella sotto del Baia, è successo sotto, no, che è interrotta, se no aprivano quella anche, no? Però purtroppo non hanno fatto i lavori e siamo presi così. Con i fondi destinati alle aree di confine c'è un programma di realizzare una rotonda in paese, ma modi e tempi sono ancora sconosciuti e così il problema resta e gli automobilisti tocca armarsi di pazienza. Un'altra alternativa non c'è, quindi no. Vabbè. Arriveremo quando sarà possibile allora. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, una buona serata e una buona domenica, arrivederci, il meteo. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Benvenuti al meteo. L'anticiclone protegge il nostro territorio. La giornata di domenica 18 agosto si prospetta dunque all'insegna del tempo stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui monti, ma senza precipitazioni associate. Temperature stazionarie minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 27 e 32 gradi, ma sarà un caldo decisamente sopportabile. Prevalenza di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà tuttavia maggiormente coperto dal pomeriggio sulle aree alpine, ma non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 27 e 30 gradi. Bel tempo infine anche sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso avremo un cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 31 e i 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.